Da un lato la trattativa tra la Fondazione Gemelli e Responsible Capital, giovedì scorso l'incontro tra il DG della Fondazione Policlinico Gemelli IRCS Marco Elefanti ed il responsabile del fondo svizzero Stefano Petracca, dall'altro il tentativo della Regione di inserirsi nella trattativa attraverso il Golden Power. Nel mezzo i lavoratori del Gemelli Molise, in preda all'incertezza e verso lo stato di agitazione che prevede, in un primo momento, l'intervento del prefetto per raffreddare il conflitto e in seconda battuta lo sciopero. Lavoratori in assemblea davanti alla struttura di Contrada d'Appino, con i sindacati pronti a fare sintesi e a dettare la linea per fare chiarezza su una vicenda che desta preoccupazione. Informazioni ufficiali in merito non ne abbiamo, sappiamo quello che abbiamo letto in questi giorni dai giornali, sappiamo che Elefanti del Policlinico Gemelli di Roma è stato giovedì qui insieme a Petrarca, che dovrebbe essere colui che è a capo del fondo, di questo nuovo fondo svizzero che dovrebbe acquisire la struttura, quindi non sappiamo effettivamente quello che si è detto all'interno di questo incontro, però pensiamo che stiano attendendo i tempi che sono quelli dalla firma dell'eventuale prevendita poi all'esercizio o meno del governo da parte del Golden Power, che è una misura che comunque ha richiesto il Presidente della Regione Roma, ritenendo questa struttura una struttura fondamentale e strategica per la sanità della Regione Molise. Un passaggio di consegne vissuto con preoccupazione dai lavoratori, come testimonia Angela Priston della CISL. Certo ci preoccupa perché l'incertezza chiaramente porta disagio che comunque è percepibile, si percepisce e quindi è difficile da nascondere, quindi si lavora con ansia, si lavora anche con patema, perché tutti noi siamo qui da 20 anni, tutti noi abbiamo famiglia, quindi chiaramente non sapere se c'è un futuro o non c'è un futuro per questa azienda, perché non sappiamo neanche nei prossimi anni che cosa possa portare questa vendita, chiaramente ci mette in uno stato d'ansia non indifferente. Sul tavolo ci sono anche gli arretrati relativi alla progressione di carriera e agli incentivi alla produzione. Il punto della situazione lo fa Carmine Vasile della FIALS. Ma sin da luglio che abbiamo fatto un incontro è stato recepito il contratto Gemelli anche per il Gemelli Molise, ci saremmo aspettati che a ottobre, così come sono stati dati gli arretrati contrattuali ai lavoratori del Gemelli Roma, li avrebbero dati anche ai lavoratori del Gemelli Molise. Invece questa mattina la risposta è stata che questo mese non sono in grado di darlo, eventualmente sono in grado di dare il mese prossimo solamente metà di quello che sono le loro spettanze. A questo aggiungiamo anche il fatto di questa incertezza che si sta vivendo, perché non si capisce bene se questa vendita è andata in porto o meno, e pure una sorta di paura per il mantenimento di chi subentrerà, del mantenimento dei livelli occupazionali attuali. Noi come sindacato non potevamo stare fermi e accettare passivamente quello che sta decidendo in primis i Gemelli Molise e i Gemelli Roma, e poi anche la politica in generale, tant'è che pure la politica, a mio avviso, ha rimandato il problema, perché io mi sarei aspettato che l'attuale commissario avrebbe preso in mano questa situazione per dare delle risposte e ai lavoratori e ai cittadini di questa regione che necessitano anche di questa struttura per avere le risposte di salute. Quello se lo stava